Altopiano, tornano gli alpini nei 7 comuni che ospiteranno il raduno triveneto delle penne nere del 2020. La decisione a Pordenone dai presidenti delle 25 sezioni del terzo raggruppamento ANA Triveneto, che con voto unanime hanno conferito alla sezione ANA Monte Ortigara l'impegno di organizzare il raduno nel centenario della prima adunata degli alpini, che si svolse proprio sulle pendici del Monte Ortigara. Saranno 50.000 in sfilata, previsto l'arrivo di oltre 100.000 persone. Enego, alluvione del giugno 2017. La Regione Veneto ha messo a disposizione i fondi per le calamità naturali del 2015 e 2017 avvenute in varie zone del Veneto, comprese le frazioni di Fosse di Sopra, di Mezzo e di Sotto e le relative contrade. Martedì prossimo, il 23 ottobre, scadranno i termini per la concessione dei contributi economici per i danni subiti. Possono chiedere i contributi i soggetti privati che hanno subito danni alla propria abitazione e ai beni mobili posti all'interno della casa. I cittadini potranno accedere ai fondi con un'apposita domanda da consegnare all'ufficio edilizia privata del comune. Mussolente, nuovo look per l'antico roccolo di Villa Piovene presentato alla cittadinanza nella sua nuova veste di centro culturale, serie di eventi e iniziative per le scuole, le associazioni e tutta la popolazione. Recuperata la torretta di caccia collocata in cima a una collina immersa nel verde all'interno del parco della famiglia Piovene. Lavori di restauro che si sono protratti per 3 mesi, una spesa di 150.000 euro, di cui 70.000 finanziati dalla Regione Veneto nell'ambito della riqualificazione dei siti di valenza storica a rischio degrado. La costruzione settecentesca viene data così in concessione al comune per 19 anni. Marostica, dopo l'inaugurazione del Politeama sono già 11 gli spettacoli in cartellone per la nuova stagione teatrale. Ha ridotto una programmazione che abbraccia diverse espressioni della contemporaneità. Si comincia il 6 novembre fino al 13 aprile 2019 per un cartellone ricchissimo con un filo conduttore: la felicità è un dono o una conquista. E allora via via si snoderanno importanti pièce che andranno a sviscerare la mente umana tra equilibrio e follia.